Eder. Mac. Pallister. C'è un fermato per la sparatoria avvenuta a Monreale alle porte di Palermo, nella notte tra sabato e domenica, costata la vita a 3 ragazzi del posto. Si tratta di un 19enne residente nel quartiere Zen di Palermo. Non è ancora chiaro se a premere il grilletto sia stato solo lui o anche uno degli amici che erano con lui quella sera. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica e individuare eventuali complici. Il fermato si chiama Salvatore Calvaruso. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il provvedimento di fermo emesso dalla procura. Il ragazzo è accusato di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Calvaruso, che ha piccoli precedenti penali, è stato trasferito nel carcere Pagliarelli. La tragedia si è consumata in pieno centro a Monreale, proprio mentre la città si preparava ai festeggiamenti del patrono, una ricorrenza particolarmente sentita. Le strade, già affollate nel weekend, erano gremite di persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Miceli, 25 anni e Massimo Pirozzo, 26 anni. 2 altre persone sono rimaste ferite, un 16enne colpito di striscio alla nuca e un 33enne, Nicolò Cangemi, ferito a una gamba mentre era seduto in un bar con la fidanzata. Cangemi avrebbe anche tentato, senza successo, di disarmare uno degli aggressori. Entrambi i feriti, secondo quanto riportato, non avevano partecipato alla rissa ed erano presenti sul luogo per caso. Tutto sarebbe nato da un rimprovero. I 2 cugini, Salvatore Turdo e Andrea Miceli, vedendo alcuni ragazzi palermitani sfrecciare a bordo di scooter ad alta velocità a pochi passi dal Duomo tra la folla, avrebbero chiesto loro di rallentare. Un richiamo, quello alla prudenza, che avrebbe innescato un'accesa discussione, poi degenerata in una lite a colpi di casco. In un primo momento sembrava che tutto fosse finito lì. Ma pochi minuti dopo, secondo le ricostruzioni degli investigatori, il gruppo di giovani palermitani sarebbe tornato armato. A quel punto è scoppiato il caos. Sarebbero stati esplosi tra i 18 e i 20 colpi di pistola. Gli spari hanno seminato il panico tra la folla. Almeno un centinaio di persone si trovavano tra Piazza Duomo e le strade vicine. Le ambulanze del 118 sono arrivate rapidamente, ma l'intervento dei soccorritori è stato ostacolato dal comprensibile stato di agitazione dei presenti. Parenti e amici delle vittime, disperati, cercavano di convincere i sanitari a soccorrere prioritariamente i loro cari. I carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona, che è stata subito transennata per i rilievi. Bossoli e fori di proiettile sono stati trovati ovunque, sull'asfalto, sulle fioriere dei locali e persino in alcune intercapedini dei muri. Secondo alcune testimonianze, Andrea Miceli sarebbe stato colpito mentre cercava di raggiungere a piedi il cugino Salvatore Turdo, già ferito mortalmente. Prima di essere raggiunto dai proiettili, Miceli avrebbe messo in salvo la fidanzata, chiudendola in auto e raccomandandole di non uscire. Poi, pochi attimi dopo, sarebbe stato freddato. L'inchiesta, coordinata dalla procura, si sta concentrando anche su altri possibili componenti del gruppo di assalitori, composto da 8-10 giovani dello Zen. Alcuni elementi emersi fanno sospettare che Calvaruso non abbia agito da solo. Un ragazzo in fuga a bordo di uno scooter è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e risulta che lo stesso Calvaruso abbia sporto denuncia per il furto del suo motorino subito dopo la notte della strage, forse per costruirsi un alibi. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso tutto il suo cordoglio per quanto accaduto, annullando le celebrazioni in programma per il Santissimo Crocifisso e proclamando il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il comune si farà carico delle spese delle esequie. In un momento di così profondo dolore per la nostra comunità, ha detto il sindaco, ogni festeggiamento appare inopportuno e irrispettoso. La comunità di Monreale è ancora sotto shock. La sparatoria è avvenuta nel cuore del paese, tra giovani che si conoscevano, in un clima che avrebbe dovuto essere di festa. Le indagini proseguono serrate, con l'obiettivo di far piena luce su tutte le responsabilità. Omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, convocata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, per la riapertura delle indagini. Non si tratta di una semplice convocazione come tante altre. La giornata di oggi rappresenta un passaggio importante nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Questa mattina, alle ore 10,
Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, si è presentata nella caserma di Via Moscova a Milano, dove è stata convocata dai carabinieri del nucleo investigativo su delega della procura di Pavia. Il suo è uno dei numerosi interrogatori che stanno caratterizzando questa fase di riapertura delle indagini, autorizzata dalla Cassazione nei mesi scorsi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della procura di Pavia contro il precedente parere negativo del GIP, dando così il via libera alla riapertura del fascicolo a carico di Andrea Sempio, oggi 37enne, all'epoca dei fatti amico stretto di Marco Poggi, fratello della vittima. La posizione di Sempio era stata archiviata nel 2017, ma ora, nell'ipotesi accusatoria che ipotizza un omicidio in concorso, con Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, attualmente in regime di semilibertà, o con altre persone al momento ignote, la procura ha deciso di riaprire ogni pista. Oltre agli accertamenti scientifici previsti nell'ambito dell'incidente probatorio, in particolare su tracce genetiche e impronte digitali, le forze dell'ordine stanno procedendo a una completa riesamina di tutti i testi già sentiti nelle varie fasi processuali, sia negli anni immediatamente successivi al delitto, 2007-2008, sia durante le indagini successive del 2016 incentrate proprio su Sempio. Daniela Ferrari, in particolare, è stata convocata per riferire nuovamente sull'alibi del figlio e su alcuni dettagli legati allo scontrino del parcheggio, elemento ritenuto importante nelle prime fasi dell'indagine su Sempio. Un interrogatorio delicato, tanto che i legali di Andrea Sempio, gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, hanno consigliato alla signora Ferrari di avvalersi della facoltà di non rispondere. In quanto familiare dell'indagato, ne ha infatti pieno diritto. L'avvocato Taccia, che è anche amica di famiglia, ha accompagnato Daniela Ferrari a Milano, pur restando fuori dalla caserma durante l'interrogatorio. «Non capisco perché sia necessario riascoltarla», ha commentato l'avvocato Lovati. Nel 2017 aveva già riferito tutto ciò che sapeva. Il difensore ha sottolineato come questa nuova audizione possa essere interpretata come parte della strategia degli inquirenti di verificare e raffrontare ogni dettaglio, alla luce delle nuove ipotesi investigative. Le nuove indagini, quindi, non si limitano al solo esame tecnico delle prove fisiche, ma spaziano su tutto l'impianto indiziario, alla ricerca di elementi che possano emergere alla luce di nuove metodologie investigative o di discrepanze nei racconti. Sul fronte scientifico, dopo la ricusazione del genetista Emiliano Giardina lo scorso 9 aprile, su richiesta della procura e accolta dal GIP, sono stati nominati 2 nuovi periti, la genetista Denise Albani e l'esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani, entrambi della Polizia Scientifica. Saranno loro a condurre le nuove analisi genetiche e dattiloscopiche, coadiuvati dai consulenti delle varie parti, Carlo Previderè per la procura, Luciano Garofano per la difesa di Sempio, Marzio Capra per la famiglia Poggi e Ugo Ricci per Alberto Stasi. Il prossimo appuntamento formale è fissato per il 16 maggio, giorno dell'udienza per il conferimento ufficiale degli incarichi ai nuovi periti. L'udienza rappresenterà un ulteriore passaggio chiave in una vicenda che, a quasi 18 anni dai fatti, continua a riservare colpi di scena e ad alimentare speranze di verità complete per la famiglia Poggi e per l'intera opinione pubblica. Nel frattempo il lavoro dei carabinieri prosegue serrato. Ogni dettaglio, ogni testimonianza viene vagliata e incrociata con il materiale già acquisito, nella prospettiva di confermare o smentire le ipotesi finora formulate. L'obiettivo è chiaro: individuare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire ogni possibile concorso nel brutale omicidio che, da quasi 2 decenni, continua a interrogare l'Italia. Sono passati 11 anni dalla tragica scomparsa di Guerrina Piscaglia, ma per lo Stato italiano la donna è ancora viva. Un paradosso burocratico che si aggiunge al dolore della famiglia, ancora oggi costretta a confrontarsi non solo con l'assenza di una verità pienamente accertata sul destino di Guerrina, ma anche con gli intoppi formali che la mancanza del corpo ha determinato. Il 1 maggio 2014, Guerrina, allora 49enne, scompare improvvisamente da Ca' Raffaello, una piccola frazione di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Quel giorno di festa, la donna esce di casa poco dopo pranzo con l'intenzione di raggiungere la canonica locale per incontrare padre Graziano Alabi, noto anche come padre Gratien, viceparroco della zona. Da quel momento di lei non si avranno più notizie.
Le indagini si concentrano quasi subito sul religioso, un frate congolese, con cui Guerrina aveva intrecciato una relazione sentimentale clandestina. La ricostruzione accusatoria, supportata da una serie di elementi indiziari, in particolare i movimenti telefonici del frate e i depistaggi messi in atto tramite l'invio di messaggi dal cellulare della donna, porta nel 2015 alla condanna in primo grado di padre Graziano per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La condanna verrà confermata in appello e resa definitiva dalla Cassazione nel 2018. 25 anni di reclusione che il religioso sta attualmente scontando nel carcere romano di Rebibbia, pur continuando a professarsi innocente. Nonostante il verdetto penale definitivo, la burocrazia non può chiudere la questione in modo altrettanto netto. Poiché il corpo di Guerrina non è mai stato ritrovato, manca il presupposto fondamentale per l'emissione del certificato ufficiale di morte. E senza quel documento, molte questioni amministrative restano bloccate. Tra queste il conto corrente della donna, aperto presso una banca di Nova Feltria, provincia di Rimini, che da 11 anni è rimasto inattivo ma intoccabile. La banca, attenendosi alla normativa vigente, ha chiesto ai familiari il certificato di morte per poter procedere alla chiusura del conto e al trasferimento dei fondi agli eredi. Ma quel certificato non esiste. In casi come questo, l'ordinamento italiano prevede una procedura apposita, la dichiarazione di morte presunta. Si tratta di un iter complesso, che passa attraverso un procedimento in tribunale e che richiede di dimostrare l'assenza prolungata della persona e l'impossibilità di ottenere notizie sulla sua sorte. Solo a seguito di questa dichiarazione, Guerrina potrà essere formalmente considerata deceduta anche per l'anagrafe, permettendo così ai familiari di sbloccare le sue posizioni patrimoniali. Nel frattempo, su un altro fronte, la famiglia di Guerrina ha avviato 2 cause civili contro la Chiesa. Secondo gli avvocati Francesca Faggiotto e Nicola Detti, che rappresentano la famiglia Alessandrini, cognome del marito e del figlio di Guerrina, la Chiesa sarebbe responsabile in solido dei danni subiti dai parenti, in quanto padre Graziano, al momento della scomparsa della donna, svolgeva il suo ministero come ministro del culto sotto la sua diretta egida. La richiesta di risarcimento ammonta a 1 milione di euro. Recentemente si è conclusa la prima delle 2 cause civili. Ora la decisione spetta al giudice Fabrizio Pieschi del Tribunale di Arezzo, che ha ascoltato le parti e dovrebbe emettere la sentenza prima della pausa estiva. L'esito di questa causa sarà determinante anche per la seconda, ancora pendente. Il ragionamento giuridico su cui si basa la richiesta risarcitoria è semplice. Anche se la condotta penalmente rilevante è stata compiuta individualmente da padre Graziano, la Chiesa, quale ente che gli aveva affidato l'incarico pastorale, risponderebbe per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle sue funzioni. La scomparsa di Guerrina continua così, a distanza di 11 anni, a produrre effetti devastanti non solo sul piano affettivo, ma anche su quello giuridico e amministrativo. E conferma quanto sia difficile ottenere una piena e definitiva chiusura su vicende in cui la verità processuale pur sancita dai tribunali si scontra con la mancanza di prove materiali, come il ritrovamento del corpo. La famiglia Piscaglia Alessandrini resta in attesa dell'atto formale di dichiarazione di morte presunta, della decisione sulle cause civili e, più in generale, di una giustizia che possa dirsi davvero compiuta. Sebastiano e il miracolo del corpo ritrovato, ovvero come imparai ad amare l'ufficio successioni. Se per Guerrina Piscaglia lo Stato italiano continua a far finta che sia ancora viva, 11 anni dopo la sua scomparsa e con un condannato definitivo in carcere, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, ha invece capito molto prima come funziona la burocrazia. Un vero e proprio illuminato che, nel labirinto delle scartoffie italiane, ha avuto un'epifania decisiva. Senza un cadavere non c'è pensione, non ci sono soldi, non c'è nemmeno la soddisfazione di poter lamentarsi allo sportello postale. Immaginiamo la scena. Dopo giorni passati a fissare il saldo bancario vuoto e a sentire l'eco della pensione INPS mai arrivata, Sebastiano, tra un'intervista e l'altra, si trova a parlare con Silvia Radin, storica amica di Liliana. «Guarda che senza il corpo ti tocca aspettare 10 anni, Seba», gli dice. E lì, nella mente del marito più paziente di Trieste, scatta qualcosa. Gli si aprono i cieli. Gli cade di mano il telecomando con cui stava guardando Forum.
si materializza una sola, unica, lampante idea. Serve il corpo, subito. Ora, mentre la famiglia di Guerrina sta ancora aspettando il via libera per mettere mano a un conto corrente da pochi spicci e deve sobbarcarsi una dichiarazione di morte presunta degna di un romanzo di Kafka, Sebastiano ha avuto, diciamo così, una fortuna diversa. Per pura coincidenza, pochi giorni dopo questa illuminante conversazione, ecco che, come per miracolo, il corpo di Liliana spunta fuori in un parco cittadino, dentro 2 sacchi della spazzatura, con modalità talmente strane da far impallidire la sceneggiatura di CSI Miami. E noi ci chiediamo, possibile che tra un dubbio e l'altro Sebastiano abbia pensato che attendere 10 anni fosse troppo? Che vivere a pane e acqua, aspettando la pensione di reversibilità, non fosse un piano di vita sostenibile? Del resto, tra una corsetta e una comparsata televisiva, il tempo passava e i conti da pagare pure. Se davvero fosse andata così, sarebbe una storia di ingegno tipicamente italiano. Altro che fare di necessità virtù. Qui si tratterebbe di fare di necessità ritrovamento. Un lampante esempio di sburocratizzazione fai da te. Un vero eroe moderno che non si è arreso all'opprimente giungla legislativa, ma ha accelerato i tempi, sempre ipoteticamente si intende, con metodi pratici, concreti, quasi artigianali. Certo, i magistrati non sembrano vederla con lo stesso spirito. Oggi Visintin è indagato per omicidio, perché la nuova autopsia ha stabilito che Liliana non si è tolta la vita, è stata soffocata. Un dettaglio che nei piani delle pensioni anticipate forse non era stato del tutto previsto. Ma ehi! In Italia, tra la giustizia e l'INPS, chi non sceglierebbe almeno di prendersi avanti con una delle due? Immaginiamo anche un monologo interiore di Sebastiano, in un'ipotetica serata solitaria, mentre controlla il saldo in banca. Dunque, senza il corpo 10 anni, e io che pensavo bastasse piangere davanti alle telecamere? No, Seba, bisogna risolverla questa situazione. Ma mica malevolmente, eh? Solo per il bene della burocrazia. Liliana capirà, anzi sarà contenta. Così almeno il suo bel conto in banca non resta ostaggio delle banche. È come se le facessi un favore, no? E poi quanto può pesare 2 sacchi della spazzatura? Siamo ecologici, ricicliamo anche il lutto. Nel frattempo, la famiglia di Guerrina Piscaglia, dopo 11 anni, si chiede ancora cosa significhi vivere sospesi tra la vita e la morte amministrativa. Altro che ritrovamenti provvidenziali. Per loro l'odissea della burocrazia italiana è ancora tutta da scrivere e il capitolo finale è lontano. In fondo, Sebastiano Visintin, sempre se colpevole sarà ritenuto, potrebbe diventare il testimonial perfetto per una campagna dell'INPS. Trova subito il tuo corpo. Anticipa la pensione. Non lasciare che la burocrazia ti rubi la vita, né la morte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.